Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Andremo tra poco in diretta allo stadio Euganeo di Padova, dove c'è la concentrazione dei trattori per la manifestazione degli agricoltori contro le politiche agricole europee. Andremo in diretta da Valentina Visentin. 600 trattori sono attesi proprio anche poi nei pressi della città. Vedremo che cosa decideranno di fare gli agricoltori. Andremo anche a Mogliano Veneto, dove ieri sera c'è stato un accoltellamento. Un 24enne moldavo è stato ferito gravemente da un uomo cappucciato proprio nel centro del paese. E poi ad Asolo gli studenti che ricordano il 18enne che è morto improvvisamente, era il loro compagno di classe. Allora, vediamo due titoli del Gazzettino, perché ci sono altre notizie di cui ci occuperemo. C'è stata una valanga in Trentino che ha travolto 2 veneti. Per fortuna non ci sono stati danni gravi. Ho visto la nuvola di neve investirci e trascinarci per 200 metri. Tanta paura, ma siamo vivi. A San Valentino in quota, maestra di sci investita dalla slavina, e poi Papa Francesco che sarà a Venezia in aprile, i primi dettagli della visita e della messa in piazza San Marco. Ma andiamo subito a Padova in diretta da Valentina Visentin per la grande manifestazione degli agricoltori. A te Valentina. Sì, buongiorno direttore, siamo qui allo stadio Euganeo, dove sono arrivati già oltre 600 trattori, altri 250 stanno arrivando dal sud della provincia, da Rovigo, quindi li stanno attendendo proprio in questi minuti. Numeri importanti anche qui a Padova dopo la manifestazione della settimana scorsa a Rovigo. Tra le altre cose, dal palco che vedete alle mie spalle ha parlato pochi minuti fa l'assessore regionale Federico Caner. Ci sono state anche qualche contestazione, le sue parole non hanno convinto i manifestanti che dovevano protestare oggi in centro città a Padova, a Prato della Valle, ma per motivi di sicurezza la questura ha deciso di spostare il presidio in modo statico qui nel parcheggio dello stadio Euganeo, dove appunto sono parcheggiati più di 600 trattori, tantissimi gli agricoltori da tutto il Veneto, ma anche da fuori regione, arrivano anche da Udine per esempio. Qui con me c'è un agricoltore padovano. Intanto vi è dispiaciuto non essere in Prato della Valle oggi? Certo, mi è molto dispiaciuto perché eravamo un fiore all'occhiello andare in Prato della Valle. Purtroppo non ci hanno costretto ad andare là, però abbiamo fatto una protesta qua, però non sarebbe giusta qua, sarebbe averla fatta, capito, dove che la gente ci vede, capisci i nostri problemi. Una protesta normale, tranquilla, però non ci hanno creduto, a noi non ci hanno creduto, questo non è bello comunque. Avete detto che l'agricoltura è un affare di tutti, non solo degli agricoltori. Ma l'agricoltura è di tutti, ma per chi è capace di fare l'agricoltura, non per chi non è capace. Chi è capace di fare l'agricoltura ha un valore, chi non è capace non è giusto che la faccia, perché c'è tanta gente che vuole fare l'agricoltore e non è capace. Però si mette anche lui in competizione come noi. Noi siamo di qualità, loro sono di terza qualità, non va bene, questo non va bene. Tante le ragioni della protesta portate sul palco, la protesta soprattutto contro le politiche dell'Unione Europea. Vi ha parlato anche l'assessore Caner, non vi ha particolarmente convinto in alcuni passaggi, soprattutto quando vi ha detto vi dovete mettere assieme? Lui ha detto tante belle cose, però le promesse sono tante, bisogna che qualcuno le mantenga. Lui ha detto di fare delle cose che va fatto, che lui ha fatto, che tutti fanno, però non si vede niente di niente. Quindi non è impossibile credere adesso, dobbiamo aspettare per vedere se lui fa qualcosa veramente, che si vedrà prossimamente nei prossimi giorni, se faranno qualcosa per noi. Se non faranno vuol dire che lui ha solo parlato per niente. Speravate che ci fosse Zaia oggi qui a Padova? Ma noi l'abbiamo invitato, se veniva faceva anche forse una bella figura, visto che il presidente di regione doveva fare almeno un giro, venire e dire io sono qua, sono con voi, oppure no. Forse non gli interessa. Vi dicevano che ci sono altri 250 trattori in arrivo, quindi la protesta durerà tutta la giornata, fino al primo pomeriggio resteranno qui allo stadio Euganeo. Poi insomma state pensando di continuare la protesta anche e di portarla fino, come abbiamo visto anche altri trattori, arrivare a Roma. Fin dove chi ci credono insomma, non siamo qua per fare una gita, siamo qua per protestare sulla cosa nostra. Cioè, se vede la gente che è venuta qua, è partita da Mantova, Cremona, Brescia, Verona, da Treviso, Belluno, insomma
Un motivo c'è per questa cosa. E non per essere presi in giro, perché noi non siamo venuti qua per farci prendere in giro dalle istituzioni o da chi ci ha detto questo e quello, che ci promettono tante cose e infine non abbiamo niente. La rabbia è tanta, l'ha sentito direttore, e questa mattina sono arrivati i primi trattori già intorno alle 8. Io vi lascio con le immagini e le interviste realizzate questa mattina dalla collega Chiara Gaiani, che insieme ad Andrea Benetti ha raccolto le prime testimonianze all'arrivo degli agricoltori qui allo stadio Euganeo di Padova. Da Padova è tutto, la linea allo studio. Cassandro Filiberto da Pianiga. E ho sempre lavorato a terra, sempre, da quando che ero ancora bambino, 10 anni. E ora cosa dirvi? Che sono da poco scuola, perché se vuoi lavorare, e però mi costa man qua, e sta testa qua, mi ho sempre guadagnato. E non voglio contributi, non voglio aiuti, mi pare che mi basta solo il prodotto che produciamo. Chi venga a pagare il giusto prezzo. Intanto le chiedo il nome. È Rebecca Rebecca? Magnasame, Da dove arriva? da Sant'Angelo di Piove. Ecco, lei è arrivata sul suo trattore potente. Lei fa l'agricoltore. Sì, noi abbiamo un'azienda agricola di vacche da latte, di suini, e abbiamo anche il caseificio dove trasformiamo il nostro latte per la produzione di formaggi e di carne suina. Quanti anni avete in due? No, 70. No, io ne ho 39. E te? 28. Ecco, quindi neanche 70 anni in due avete deciso di investire nell'agricoltura? Sì, io diciamo che continuo nell'azienda del papà, che era del nonno. Noi abbiamo un allevamento di vitelloni da ingrasso, abbiamo delle campagne, ci coltiviamo i nostri raccolti per i nostri animali, abbiamo una linea di alta qualità, cerchiamo di impegnarci e fare un prodotto di qualità. Perché però siete qui oggi? Non riuscite a sopravvivere? Manifestare perché questa qualità non ci viene riconosciuta dal mercato. Questo trattore da cui è scesa quanto vale? Beh, sui 300.000 euro, Lo sta ancora pagando? certo, Per quanto lo dovrà pagare? per altri 3 anni ed è difficile pagarlo. Non abbiamo solo questi, ne abbiamo tanti altri. Se l'agricoltura va avanti così, credo che ci fermiamo tutti, ma anche i cittadini che mangiano, non solo noi dell'agricoltura, specialmente a chi arriva il pranzo in tavola. Buongiorno, sono Baiocco Diego da Lentiai. A che ora è partita stamattina? Stamattina alle 5:30 ero in stalla e dopo abbiamo caricato la carriola nella macchina e siamo venuti giù. Abbiamo dei nostri amici che stanno arrivando col trattore e vediamo se possiamo far muovere qualcosa. Sono Monica Francescon di Salboro, mio marito ha un'azienda con il fratello e i figli e il nipote e si dedicano a mucche da latte e abbiamo anche un distributore di latte fresco. Si vive. Purtroppo con quello che si guadagna non tanto bene e infatti sono per queste che ci sono queste proteste, perché come dicono il latte a noi ce lo pagano a 50 centesimi mentre le grandi distribuzioni, come lei sa, da 1,90 a 2 euro. Federico Gallo, arrivate da tutto il Veneto per dire che cosa con forza? Innanzitutto per far vedere che noi agricoltori abbiamo necessità soprattutto di vivere. Vogliamo una vita dignitosa. Speriamo sempre in un domani migliore, speriamo sempre che la situazione migliori, perché quando ha chiuso un'azienda agricola non riapre più. La rabbia degli agricoltori avete visto nel servizio di Chiara Gaiani dopo il collegamento in diretta con Monica Smiderle, scusate, Valentina Visentin. Torneremo sicuramente a Padova per vedere gli sviluppi di questa protesta. Andiamo avanti con la cronaca nera. Resta in gravissime condizioni l'ospedale di Treviso, l'operaio 51enne travolto mentre lavorava ieri sera
dall'auto di un 78enne a Vazzola. È stato investito. Il servizio con le immagini di Nicola Marcato e le interviste di Christian Arboit. Non l'ha visto. Ha sentito solo il colpo e si è fermato. Mago. Lo sguardo frastornato verso la strada, le parole che escono quasi a singhiozzo. Non si dà pace, sconvolto per quanto appena accaduto. Poco meno di un'ora prima, il 78enne di Tezze ha travolto con la sua Panda un operaio pugliese di 51 anni che stava posando la fibra ottica lungo via 4 novembre a Vazzola. Un impatto talmente forte da scaraventarlo a diversi metri di distanza. Il caschetto giallo finito sul campo adiacente, sulla strada, gli scarponi, mentre il parabrezza della vettura racconta di uno scontro violentissimo. Sono da poco passate le 18:30 quando l'anziano del posto investe il dipendente della New Horizon di Avigliano, in provincia di Potenza. L'uomo era sceso dal mezzo su cui stava lavorando e si trovava a ridosso della strada che porta all'incrocio con via Campagnola. La Panda arrivava da Tezze verso Vazzola quando l'ha investito. Lei mi diceva prima non si è accorto di nulla. No, io sentì il colpo solo. E poi un segnale a 20 metri da là, a 30 all'ora. Sì, rallentami, ma... Sì, quindi lei ha visto che c'era il cantiere e ha rallentato. Sì, basta. L'anziano, pur sotto shock, si ferma subito e chiama i soccorsi. In poco tempo arrivano il SUEM e i carabinieri che chiudono la strada. Il 51enne di Bitonto è ancora vivo, ma le ferite sono gravissime e le condizioni disperate. È l'elisoccorso a trasportarlo d'urgenza in ospedale a Treviso, mentre gli uomini dell'Arma cominciano a effettuare i rilievi e raccogliere le testimonianze, prima fra tutte quelle del 78enne. Andavo piano, continua a ripetere l'uomo, ho rallentato quando ho visto il cartello dei 30 all'ora. Mi diceva prima non le è mai successo una cosa del genere. È 60 anni che corri in macchina, patente. A conoscerlo bene è il sindaco Giovanni Zanon. La velocità era sicuramente bassa perché la persona che l'ha investito è una persona molto tranquilla che che la conosco e che quindi è un tipo molto calmo e per cui non credo abbia avuto velocità elevate. La strada è rimasta chiusa 2 ore per permettere i rilievi. Al Cafoncello l'operaio versa in condizioni ancora molto gravi. La speranza è che riesca a migliorare e a non trasformare questo dramma nell'ennesima tragedia lungo le strade della Marca. Ed è accaduto a Vazzola, il servizio di Nicola Zanetti. Un altro incidente, ancora un protagonista della terza età, è successo questa mattina ad Olmi di San Biagio di Callalta, lungo via Postumia Ovest. Un 73enne, forse a causa di un malore, è uscito improvvisamente di strada andando a impattare contro un albero al margine della carreggiata ed è morto sul colpo. Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri intervenuti con i vigili del fuoco e sanitari del SUEM che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'anziano. Vi dicevo del pericolo valanghe e purtroppo c'è stato un incidente in montagna ieri mattina. Una grossa valanga si è staccata dalle pale di San Martino travolgendo un gruppo di sci alpinisti. Un 32enne di Padova è rimasto leggermente ferito, grave la sua compagna di escursione, una 26enne vicentina. Vivi, grazie all'intervento tempestivo dei soccorsi allertati dai compagni di escursione, sono stati travolti da un'immensa nuvola bianca di neve e ghiacci. 2 sci alpinisti veneti rimasti feriti ieri durante una passeggiata ad alta quota sulle pale di San Martino. Ferito in modo lieve Giovanni Zilio, 32enne padovano, che è riuscito ad uscire da solo dall'ammasso di neve che lo ha travolto. La sua compagna di escursione, un'amica 26enne vicentina, è grave in terapia intensiva all'ospedale Santa Chiara di Trento. Ferita in ipotermia, è stata estratta in stato di incoscienza dalla valanga dagli uomini del soccorso alpino che sono partiti ieri con 2 elicotteri per recuperare i feriti e perlustrare la zona per verificare che non ci fossero altri gruppi di persone coinvolte dalla slavina. La valanga, un fronte di ghiaccio e neve di circa 20 metri, si è staccato dalle pale di San Martino lungo il canale dei Bureloni intorno a mezzogiorno. Siamo in diretta da Christian Arboit a Mogliano Veneto perché ieri sera, dopo le 21, un giovane 24enne moldavo è stato accoltellato da un uomo incappucciato. A te Christian.
Esattamente così, direttore, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Rete Veneta, anche da parte di Francesca Pezzo che sta curando la parte tecnica. Questo con ogni probabilità il luogo dell'aggressione, si sente anche un forte odore di disinfettante. Qui che il 24enne moldavo era seduto con un connazionale praticamente coetaneo, stava parlando. A un certo punto alle 21:30, poco dopo, è stato colpito alle spalle da un fendente, da una coltellata. L'uomo è stramazzato ovviamente a terra, sono seguiti attimi davvero concitati. Di fatto è stato accoltellato, a quanto pare, stando alle prime testimonianze, da un uomo incappucciato, travisato, che per l'appunto lo ha colpito alle spalle. Sono accorsi subito gli operatori del SUEM 118, i carabinieri della stazione di Casale sul Sile. Immediatamente sono scattate le indagini, immediata è stata la caccia all'uomo. Un fatto molto grave, va detto che il ragazzo, questo 24enne, si trova al Cafoncello, è fuori pericolo di vita. Va detto che questo 24enne è gravato da precedenti di polizia definiti gravi dagli stessi inquirenti, quindi spaccio di sostanze stupefacenti, furti e quant'altro, quindi un curriculum delinquenziale di tutto rispetto. Questo perché lo dico? Perché non è insignificante ai fini dell'indagine, visto che potrebbe trattarsi di un regolamento di conti. Qui con me il sindaco di Mogliano Veneto con l'assessore alla sicurezza Marco Donadel, in sopralluogo proprio in questi minuti. Sindaco Bortolato, un fatto molto grave, perché comunque un'aggressione alle 21:30, poco dopo di sera, un coltello, un uomo travisato, insomma sono scene da Far West. Sì, è un fatto molto grave che assolutamente non va minimizzato. Abbiamo voluto, io e l'assessore, venire a vedere con i nostri occhi per capire quello che è successo. Nelle indagini ci aiutano le telecamere anche questa volta. Qui vicino infatti abbiamo telecamere di nuova generazione che monitorano la zona. Abbiamo fatto un grande investimento in questi anni, lo ricordo, più di 800.000 euro spesi in videosorveglianza, e anche questa volta sicuramente aiuteranno per risolvere e capire come sono andate le cose. Alle sue spalle, sindaco, questo cartello: area videosorvegliata, telecamere, diceva il sindaco di ultima generazione, e immagini che in queste ore, in questi minuti, sono al vaglio degli inquirenti, assessore Donatello. Certo, so che le immagini sono già state acquisite dalle forze dell'ordine e siamo certi che ne verranno a capo per quelli che sono stati gli aggressori. Come diceva lei poc'anzi, sono persone già conosciute alle forze dell'ordine. Questi per fortuna sono casi sporadici che comunque vanno attenzionati. Ecco, persone già conosciute alle forze dell'ordine, probabile regolamento dei conti. A questo punto le chiedo, sindaco, da qualche mese i sindaci hanno la possibilità anche di emettere dei DASPO, lei ci sta pensando? Sì, assolutamente, valuteremo insieme ai carabinieri, insieme alla polizia locale, che misure mettere in atto. Tra l'altro c'è da dire che abbiamo sistemato e risolto quella che era una criticità in una zona qui vicino, la zona della Cadoro, la zona delle Corti Benedettine, dove anche lì sono successi dei fatti che poi grazie al grande lavoro della nostra polizia locale e dei carabinieri non sono più successi, la situazione si è tranquillizzata, l'area ora è assolutamente sicura e quindi la percezione anche della sicurezza in città è aumentata e continua ad aumentare anche dopo l'ultima decisione, tra l'altro in Consiglio Comunale dell'altra sera, di aprire una nuova caserma della Polizia Locale Intercomunale. Abbiamo approvato il primo importante progetto, una caserma, 3.700.000 euro di investimento per la sicurezza, per rendere la nostra città appunto sempre più sicura. Ecco, parliamo di questa caserma che sorgerà all'area ex Nigi, siamo sul Terraglio, quindi in uno degli assi viari più importanti della Marca trevigiana. Non so se mi potete seguire solo un attimo, mostriamo anche al pubblico a casa, la zona è molto conosciuta qui a Mogliano, questa è Piazza Teatro, appunto uno dei salotti buoni della città, anche un teatro molto attivo. Ringrazio il sindaco Davide Bortolato, l'assessore comunale alla sicurezza Marco Donadel, direttore per il momento da Mogliano, da Piazza Teatro è tutto. Con Francesca Pezzo
ti restituisco la linea. Grazie Cristian Arboit da Mogliano Veneto. Ricorderete la morte dell'imprenditore schiacciato dal muletto in un vivaio di Riese Pio X. L'autopsia ha accertato che era stato stroncato da un infarto. Ad uccidere Adriano Gallo, il 72enne di Borgorico, morto mercoledì scorso mentre stava lavorando in un'azienda florovivaistica di Riese Pio X, è stato un infarto e non i traumi da schiacciamento provocati dal muletto che gli è caduto addosso. L'autopsia sull'uomo, titolare di una ditta che commercializza fertilizzanti e terriccio, ha stabilito le cause del decesso. Gallo è morto per un infarto fulminante. Le lesioni provocate dalla caduta del muletto, che era scivolato dal cassone, non erano così gravi da provocarne il decesso. Adriano Gallo ha avuto un malore proprio mentre stava fissando il macchinario sul cassone del camion, che poi gli è caduto addosso. Già in passato il 72enne aveva avuto un infarto che aveva superato ed era anche tornato al lavoro. Visto l'esito dell'autopsia, la procura dovrebbe dunque archiviare l'inchiesta. Nel frattempo ha già dato nulla osta per la restituzione della salma ai familiari, che ora potranno celebrare i funerali. L'addio è previsto per domani alle 15 nella chiesa di Borgorico. Servizio di Valentina Visentin. Intanto il problema sicurezza a Vicenza, 2 spaccate nella notte nel centro della città, la protesta dei commercianti che stanno preparando una grande manifestazione. Andiamo subito in diretta da Luisa Bertini. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Spaccate che si susseguono, oramai è una settimana se non anche un mese che i commercianti del centro sono un po' nel mirino. L'ultima la scorsa notte al Caffè Nazionale, commercianti che ovviamente chiedono maggiori presidi e maggiore sicurezza e si stanno anche organizzando per una manifestazione proprio per sensibilizzare su questo tema. Sono in compagnia di Sonia Scussolin, una delle organizzatrici di questa manifestazione. Cosa succederà? Cosa farete? Stiamo pensando proprio di manifestare proprio per far sentire un po' che c'è questo problema. Vogliamo insieme alle autorità, all'amministrazione comunale provare a risolverlo, perché se si lavora insieme il problema si può risolvere, non si può andare avanti così. Perciò pensavamo proprio di scendere un po' in piazza per far sentire i nostri pensieri. Ecco, questo è un po' il senso della manifestazione. Speriamo che tutti insieme riusciamo a risolvere questo grosso problema. Ecco, ieri c'è stato un comitato ordine e sicurezza proprio per parlare della sicurezza in centro, anche relativa ovviamente a quello che subite voi commercianti. Si parla anche di un presidio fisso fino a tarda sera, fino alle 24. Sì, ne ho sentito parlare, l'ho visto anche sul giornale, però la mia domanda è fino alle 24 e dopo le 24 cosa succede? Questi riprendono a spaccarci le vetrine? Bisogna fare qualcosa di più, secondo me, se posso dire un po' come la vedo io, come la penso io e anche tanti miei colleghi, più telecamere, più occhio che sorvegli la città, ma non solo in centro storico, perché questi problemi succedono anche nelle periferie. Anche lì ci sono attività, ci sono famiglie che abitano, che lavorano, anche lì ci vorrebbe l'occhio, come un po' è successo un po' a Padova, a Verona, parlando con quei colleghi che conosco anche di queste città, mi dicono che da quando hanno l'occhio la situazione è un po' migliorata, ma non solo con l'occhio che guarda, che sorveglia, ma anche organizzando eventi nelle città in continuo, no santuari. Perché ovviamente, lo ricordo, i commercianti lamentano anche che la città dopo le 21 è assolutamente deserta. Esatto, dopo le 21 non c'è più nessuno, vuoi che è ancora un po' inverno, però se torno indietro con la memoria, in questo periodo anche di sera le attività, specialmente di somministrazione e ristorazione, lavoravano, c'era gente che veniva in centro. Adesso, sentendo anche un po' i clienti, hanno un po' paura. Questo è un po' quello che noi tocchiamo e sentiamo dai nostri, chi ci viene a visitare in città. Ecco, quindi commercianti pronti a scendere in piazza, chiedono maggiore sicurezza, ovviamente su questo vi aggiorneremo, intanto restituisco la linea allo studio. Grazie a Luisa Bertini e alla sua ospite. Luisa Bertini ha citato il Comitato dell'Ordine e Sicurezza che si è svolto ieri. Vediamo il servizio di Carlo Alberto Inghilleri.
Alta tensione a Vicenza. In prefettura il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza si riunisce quando il buio è già caduto per strada. È tardo pomeriggio, è l'orario in cui in città la criminalità colpisce di più e meglio. Attorno al tavolo del prefetto il questore e i comandanti delle forze dell'ordine che partono dai numeri. Dall'inizio dell'anno a Vicenza si sono verificate 18 rapine contro le 14 dello stesso periodo dello scorso anno. Ma il dato che balza agli occhi è quello dei furti in abitazione, 63 contro i 35 del 2023, quasi il doppio. In aumento anche gli scippi e i borseggi. Identico il numero dei negozi presi d'assalto, che erano e restano 23, mentre i furti d'auto sono in calo, così come le lesioni personali, 20 nel 2023, 12 quest'anno. Comunque dati importanti che raccontano meglio di tante parole il periodo nero della sicurezza a Vicenza. Sì, perché al di là dei numeri restano i fatti, una città che ha paura e che chiede risposte alle istituzioni. Il Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica ha dato disposizioni e quindi il sottoscritto nella qualità di coordinatore di concentrare tutte le risorse e le energie sulla città di Vicenza e in modo particolare il centro storico. Verranno intensificate durante la settimana le operazioni ad alto impatto e i servizi di controllo straordinario del territorio che si concentreranno in centro storico e nelle zone segnalate dai cittadini. La polizia locale effettuerà un presidio fisso in Corso Palladio tutti i giorni dalle 8 di sera a mezzanotte. Il prefetto poi auspica che il patto per la sicurezza, che oggi è ancora sulla carta, venga realizzato e portato sulla strada con un impiego della polizia locale, oltre che sul fronte del codice della strada, anche sul fronte della lotta allo spaccio di droga e del presidio delle zone a più alto rischio criminalità. E poi con la primavera e l'estate non è escluso che il sindaco riprenda il turno notturno della polizia locale il venerdì e il sabato fino alle 3 di notte. Questa è una valutazione che farà l'amministrazione comunale, alla quale io ho rappresentato nuovamente la necessità di riprendere il patto per la sicurezza urbana. Quel patto per la sicurezza può anche prevedere un impiego diverso degli agenti di polizia locale. Il 18enne stroncato, il 18enne di origini domenicane che è stroncato da un infarto mentre era in cucina, uno studente del CFP di Fonte. Andiamo in diretta da Monica Smidere perché oggi gli studenti lo hanno ricordato. A te Monica. C'è un problema con l'audio, non ti sentiamo. Ecco, adesso ti sentiamo, vai. Siamo al CFP di Fonte, la scuola frequentata da Adel Alvarez Hernandez, il 18enne di Casella d'Asolo che è morto lunedì a causa di un malore. Oggi i suoi compagni sono ritornati a scuola dopo la pausa per il carnevale, c'è grande commozione, siamo entrati in classe, i ragazzi hanno poca voglia di parlare, c'è questo cuore fatto di fiori per ricordare appunto Adel. Come c'è Andrea Mangano che è direttore del CFP, insomma un momento davvero difficile, direttore. Sì, un momento duro, è stato come ricevere un pugno nello stomaco che ti toglie il respiro, perché a seguire di un evento recente riguardante Timothy, di cui siamo ancora provati, apprendere lunedì sera questa notizia mi ha lasciato me in primis, così come tutta la nostra comunità scolastica, veramente esterrefatti. Questa mattina abbiamo avviato un percorso per far uscire fuori le emozioni a tutti i ragazzi della classe e anche i ragazzi della classe terza, in modo tale che potessero esprimere appunto il disagio, il dolore che stanno provando per la perdita di questo loro caro amico. Ricordiamo appunto che già il CFP di Fonte aveva subito un altro lutto, un altro ragazzo, 16enne Timothy Dalbello, che è morto qualche settimana fa a causa di un incidente stradale accaduto qui ad Asolo. Un momento davvero difficile, i ragazzi stanno facendo questo percorso ma c'è poca voglia di parlare. Sì, perché Adel, come dicevo, è un ragazzo che portava gioia, un ragazzo, un leader positivo, propositivo,
capace di intercettare le sensibilità, le difficoltà dei compagni di classe e farli volgere verso un aspetto positivo. Era in grado di interfacciarsi con gli insegnanti, così come con il mondo lavorativo. Quindi per loro viene a mancare un pilastro fondamentale del gruppo classe e di cui loro ancora non riescono a capacitarsi. Ieri è stata effettuata l'autopsia sul corpo di Adel, si attende la data del funerale che potrebbe essere celebrato sabato mattina. Direttore, che informazioni avete? Sì, indicativamente sappiamo che dovrebbe essere sabato verso le 11 nella chiesa di Casella d'Asolo, dobbiamo ancora aspettare la conferma ufficiale, però queste potrebbero essere le esequie in quella giornata lì. Chiaramente noi adesso stiamo lavorando per preparare un cartellone dove i ragazzi metteranno tutti i loro pensieri, il nostro corpo docente e i ragazzi della classe sicuramente parteciperanno alle esequie per rendere un omaggio a questo bellissimo ragazzo. E stringersi naturalmente alla famiglia che ha subito un lutto così pesante. Io ringrazio Andrea Mangano, direttore del CFP di Fonte, restituisco la linea allo studio. Grazie molte a Monica Smidele e a Alessandro Costacurta, il nostro operatore. Andiamo avanti con una notizia che riguarda Manuela Cacco, condannata insieme ai fratelli Freddi e Deborah Sorgato per l'omicidio di Isabella Noventa. Ha iniziato a lavorare e può uscire di prigione 2 volte alla settimana dopo diversi anni di carcere. Sentiamo. Ha iniziato a lavorare all'esterno del carcere 2 volte alla settimana. Manuela Cacco, la tabaccaia di Camponogara, condannata in via definitiva a 16 anni e 10 mesi di carcere per l'omicidio di Isabella Noventa, la segretaria di Albignasego, uccisa nella notte tra il 15 e il 16 gennaio del 2016 e il cui corpo non è mai stato ritrovato. La Cacco era stata complice dei 2 autori materiali del delitto, i fratelli Deborah e Freddy Sorgato, condannati a 30 anni di carcere per il delitto e l'occultamento del cadavere. Manuela Cacco, dopo l'arresto, era stata l'unica del terzetto diabolico a collaborare con i poliziotti, raccontando in parte quanto accaduto la notte dell'omicidio di Isabella. La tabaccaia quella notte aveva indossato il giubbetto della Noventa e si era fatta riprendere dalle telecamere del centro storico di Padova per simulare l'allontanamento volontario. Ora, a 8 anni dal delitto, la donna può uscire dal carcere della Giudecca, dove è detenuta dal febbraio del 2016, e recarsi 2 volte alla settimana in un centro di solidarietà cristiana per fare lavori socialmente utili. Viene pagata 20 euro al giorno. I fratelli Sorgato e Manuela Cacco non hanno mai reso noto dove sia stato nascosto il corpo di Isabella, né tantomeno hanno mai chiesto perdono ai familiari della donna. Servizio di Valentina Visentin, vediamo un titolo dal Corriere delle Alpi: un'auto in fuga speronata dai carabinieri caccia l'uomo a Trichiana. L'inseguimento lungo la sinistra Piave si è concluso con un incidente davanti al bar Bivio. Gli occupanti dell'auto sono riusciti a fuggire a piedi. Andiamo adesso da Ilaria Marchiori in diretta ad Olo, perché sul progetto della nuova Romea c'è la rabbia dei sindaci che si sono sentiti esclusi da questa iniziativa. A te Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo proprio qui in compagnia del sindaco di Dolo, Gianluigi Naletto, che si fa appunto portavoce degli altri sindaci della Riviera del Brenta, che hanno espresso il loro sconcerto per quanto letto sui giornali, per quanto accaduto in questi giorni, ovvero un incontro martedì a Roma con il ministro dei trasporti Matteo Salvini, la regione, alcuni sindaci leghisti, proprio per discutere del progetto che riguarda la nuova Romea, messa in sicurezza e quello che ne consegue. Però c'è qualcosa che non va. Che cosa, sindaco? Ma di fatto abbiamo preso atto di una scorrettezza istituzionale, nel senso che dopo un incontro ad ottobre voluto dalla vicepresidente De Berti, è emerso che a partecipare all'incontro dell'altro giorno con il ministro alle infrastrutture sono stati solo quei sindaci che hanno sottoscritto un documento di fatto di delega ad interagire con il ministero, ecco, per la progettazione, l'evoluzione del progetto della Romea commerciale o della variante, insomma, che si farà.
In realtà ecco, questo modo di fare un po' interrompe invece una visione collettiva che si era all'inizio avuta e che il governatore Zaia poi aveva auspicato, affinché ecco, tutte le parti, tutti gli enti locali coinvolti, e Dolo essendo al centro della riviera del Brenta rappresenta un po' il fulcro, il bilanciere di questo asse, non solo siamo stati esclusi, ma siamo venuti a prenderne atto appunto dalla stampa e dai media. Un significato questo amaro anche di un'autonomia differenziata che politicamente ci vede ecco, qui soccombere ad un livello più alto istituzionale che non condivide, almeno fino ad oggi, invece un rapporto di sinergia. Sindaco, quello che voi chiedete, che avreste voluto, era un tavolo in cui poter discutere del progetto insieme. Esattamente, un progetto che veda sì alla messa in sicurezza fondamentale per un asse viario drammaticamente ai primi posti come incidentalità a livello nazionale, no alla devastazione di un territorio come quello così delicato della riviera del Brenta, con gradi di vincolo monumentale e paesaggistico importanti e che non può vedere insomma un'opera di così ampia e incisiva significanza su un territorio senza il coinvolgimento della comunità, in primis credo di chi la rappresenti, come appunto lo è il sindaco di tutti i paesi coinvolti. Cerchiamo di capire una cosa: volendo voi potreste mettere i bastoni tra le ruote? Noi non lo facciamo come metodo a priori, vogliamo però che sia rispettata una volontà della comunità di salvaguardare il proprio territorio, all'insegna però di uno sviluppo in grado di poter realizzare la messa in sicurezza dell'asse viario, snellire quindi anche il traffico, renderlo più fluido da una parte, però all'interno di un disegno più ampio dove anche si prendono in considerazione per esempio la messa in sicurezza ed il miglioramento di quelle opere che mancano sulla strada regionale 11, piuttosto che un casello autostradale sulla riviera e del Brenta, insomma definire insieme in maniera concertata un quadro in un tavolo unico e non su tavoli diversi con ospiti che sono non quelli che ci devono essere, almeno tutti insomma i sindaci. Questo sì, credo sia una discriminante sulla quale insomma non possiamo non tollerare che sia questa rispettata. Anche perché ricordiamolo, per chi non lo sapesse, che la riviera del Brenta è uno dei fiori all'occhiello del nostro territorio, quindi il fatto che non siate stati coinvolti è sì, a dir poco surreale. Magari l'appello che è stato fatto dal sindaco Naletto, portavoce anche degli altri sindaci della riviera del Brenta, speriamo venga accolto al più presto, in modo che si possa discutere insieme di questo progetto che non viene messo in dubbio sia utile per la messa in sicurezza, ma appunto andrebbero coinvolte tutte le parti che lo riguardano. Ringrazio il sindaco Naletto, qui da Dolo restituisco la linea allo studio. Grazie molto Ilaria Marchiori al sindaco. La Romea, tristemente nota come una delle arterie in cui ci sono i maggiori incidenti mortali, un numero impressionante. Andiamo a Ponte della Priula, dove c'è ancora sgomento per la profanazione della tomba di una 35enne che era deceduta nel 2010. Si sta seguendo la pista satanista, anche perché gli esperti suggeriscono agli inquirenti di seguire questa traccia. Vediamo. Devono dimostrare di essere capaci di fare anche le profanazioni, che sono uno dei primi modi con cui si dimostra di essere di Satana. Un rito di passaggio. È un rito di passaggio, è un rito per arrivare poi all'apice molto probabilmente di qualche chiesa satanica, come i bambini di Satana di Marco Dimitri o gli eletti di Satana, la congrega del gruppo Mannaro, che sono presenti nel nostro territorio.
Per il professor Giuseppe Bisetto bisogna seguire la pista satanica, in particolare quella di un rito di iniziazione per interpretare i fatti di Ponte della Priula, quella tomba profanata in cimitero che ha suscitato orrore e sdegno. Impossibile sia un semplice caso. Bisetto, tra i massimi esperti di sette a livello nazionale, suggerisce agli inquirenti di concentrarsi su questa ipotesi tutt'altro che rara. Bisogna proprio approfondirle, soprattutto andare a scovare. Il problema è che il satanismo è occulto, essendo facendo parte dell'occultismo, è nascosto, è difficilmente individuabile queste persone dove sono, dove si trovano. Però non è, bisogna prestare ascolto soprattutto agli ex aderenti alle sette sataniche. 2 al momento le ipotesi di reato: danneggiamento e vilipendio di tomba e non di cadavere. L'accertamento effettuato all'obitorio di Conegliano dall'ULSS 2 con la polizia mortuaria sui resti della ragazza morta suicida nel 2010 è escluso infatti sia stata interessata la salma, che per quanto possibile è apparsa integra e per questo nuovamente tumulata. Per Bisetto occorre prevenire. Direi di sì, direi che bisogna anche qui fare un servizio ben fatto con telecamere anche nei cimiteri, purtroppo, perché è una prassi che è diventata abbastanza normale. Sono passati 45 anni dal giorno in cui Lino Sabbadin fu trucidato da Cesare Battisti e da altri terroristi nel suo negozio di Santa Maria di Sala. Il figlio Adriano non smette di ricordare il padre, ha sempre chiesto giustizia fino a quando poi Cesare Battisti, dopo anni di libertà in altri paesi, è stato estradato ed è attualmente in carcere. Il 16 febbraio alle 4:30 entrano due signori, uno con un impermeabile grigio, valigetta, chiedono e vogliono accertarsi se veramente era il Sabbadin e hanno cominciato a sparare. Hanno sparato 8 colpi. L'hanno crivellato di colpi. Sono passati 45 anni, ma è come fosse successo ieri. Una ferita che non potrà mai rimarginarsi. Ospite di Sveglia Veneti, Adriano Sabbadin ha ripercorso il dolore immenso dell'assassinio del padre Lino, ucciso nella sua macelleria a Santa Maria di Sala da un comando di terroristi per punirlo per aver reagito ad una precedente rapina. E riteniamo utile che sia molto valido che uno sconti la sua pena. Siamo riusciti ad apportare, ad avere l'estradizione dei Battisti, però ricordo benissimo a questa trasmissione, alla gente che mi guarda, che abbiamo ancora dei terroristi da portare a casa, rifugiati in Francia. Gli assassini di Lino Sabbadin facevano parte del gruppo terroristico Proletari Armati per il Comunismo. Adriano non ha mai smesso di chiedere giustizia. Ad ascoltarlo in trasmissione Antonio Fogliadelli, già procuratore capo di Treviso. Quello che mi indigna ancora oggi, e su cui credo siamo tutti d'accordo, è sentir dire da una persona che ha ucciso volutamente a sangue freddo non una ma più persone che era una guerra giusta. Questo è addirittura scandaloso. E riteniamo utile che sia molto valido che uno sconti la sua pena. Non c'è percorso migliore, non c'è perdono, altrimenti non riusciamo ad accettare. Oggi in regia Italo Morao e Renato Capoia. Vediamo l'arresto da parte degli agenti della squadra mobile di Padova di 2 spacciatori tunisini. È stato catturato anche un trafficante internazionale di cocaina condannato a 20 anni di carcere. Era ricercato per traffico di droga perché in Svizzera è stato condannato a 20 anni di carcere. È stato ritrovato e arrestato a Padova un trafficante nigeriano di 25 anni. Tra febbraio e marzo del 2022 aveva trasportato da Padova in Svizzera con più viaggi oltre 8 kg di cocaina. Lo straniero era tornato in città sperando di evitare la condanna, ma è stato rintracciato e portato in carcere in attesa dell'estradizione. La squadra mobile di Padova nelle scorse ore in 2 differenti operazioni antidroga ha arrestato anche 2 spacciatori tunisini. Il primo,
bloccato in via dei Colli. Si tratta di un 20enne della Tunisia in Italia da dicembre. È stato sorpreso mentre stava vendendo una dose di cocaina ad un 50enne padovano. Lo straniero era irregolare e così dopo il rito per direttissima è stato espulso e trasferito al centro per il rimpatrio di Gradisca di Sonzo. Il secondo spacciatore invece è stato arrestato in via Pasinato. Si tratta di un 19enne tunisino che stava vendendo una dose di cocaina a un 62enne padovano che in tasca aveva un coltello di oltre 20 centimetri e per questo è stato denunciato. Il giovane tunisino aveva altre 8 dosi di cocaina e 1.200 euro in tasca. Dopo l'arresto è stato portato anche lui al CPR di Gradisca di Sonzo in attesa dell'espulsione. Ci sono invece migranti che fanno del bene. C'è un migrante eroe che è stato premiato dal sindaco Mario Conte perché nel gennaio scorso ha salvato a Treviso una bambina che era scivolata nell'acqua in pescheria. Vediamo cosa ha detto il sindaco consegnandogli un attestato. Oggi siamo qui a raccontare del salvataggio di una bambina e non di una tragedia. E siamo qui a raccontare del salvataggio di una bambina soltanto perché Mustafa, che si trovava lì sulle rive del Sile, non ci ha pensato 2 volte per tuffarsi in acqua e salvare questa bambina, superando anche lo shock dei genitori che erano rimasti completamente pietrificati. Quindi senza di lui oggi parleremo di una tragedia. La cosa che mi ha colpito è il suo atteggiamento, che è estremamente rispettoso, umile e serio. È un atteggiamento che avvicina le comunità e favorisce un vero processo di integrazione, perché lui si sta impegnando per imparare la lingua e per migliorare anche le sue doti professionali. Sa fare il pittore, cartongessista e muratore, e lui prima di tutto vuole imparare la lingua, poi vuole trovare un lavoro, crearsi una posizione con l'obiettivo finale di ricongiungere la famiglia, che è composta da 3 bambini e da 3 bambine che si trovano oggi in Egitto in un piccolo villaggio con tutte le problematiche del caso e che sinceramente gli mancano davvero tanto, perché è stato anche un momento commovente quando lui, nel ricordare la bambina, ha subito collegato il pensiero alla mancanza nei confronti della sua famiglia. Per questo io lo ringrazio, perché credo che al di là del gesto eroico l'atteggiamento che lui ha è esattamente l'atteggiamento giusto per andare insieme, comunità trevigiana e Mustafa, verso un percorso di integrazione vera, che passa attraverso la lingua, che passa attraverso l'impegno, il lavoro, l'inserimento sociale, e ovviamente noi saremo qui, non tanto per, se servirà anche per aiutarlo da un punto di vista dei documenti, ma soprattutto per aiutarlo in un percorso insieme a Lorenzo Marinese e a tutta la struttura della caserma Serena a accelerare l'insegnamento della lingua e trovargli, ma possibilmente anche un posto di lavoro, visto che c'è tanta buona volontà. E questo era il sindaco di Treviso e presidente dell'ANCI Mario Conte. Invece a Vicenza un pluripregiudicato che doveva scontare una pena in carcere era tranquillamente al bar, ma è stato sorpreso e arrestato dalla polizia. Lo hanno rintracciato durante un controllo davanti ad un bar in città. Gli uomini della sezione volanti hanno identificato un 33enne nigeriano risultato destinatario di un ordine di carcerazione emesso nel 2022 per la pena residua di 1 anno e 7 mesi circa di reclusione, oltre alla pena pecuniaria di 1.000 euro per il reato di detenzione illecita e spaccio di stupefacenti in concorso. Lo straniero, che è risultato essere gravato da altre condanne per spaccio di sostanze stupefacenti, è stato condotto in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Allora è scoppiato il caso, come avrete visto ieri, dello schiaffo che Roberto Marcato ha dato al proprio partito, sentendosi così trascurato e richiesto di farsi avanti per una candidatura. E quindi ieri a Focus un vero e proprio strappo di cui si sta parlando. Oggi c'erano articoli su tutti i giornali. Risentiamo cosa è successo. Sabato pomeriggio stavo prendendo un caffè con mio fratello, che tra l'altro anche lui è un militante storico della Lega, e così parlando mi ha detto: ma insomma, che idea hai, no? Cosa vuoi fare da grande? Ho detto: guarda, non lo so, perché non capisco. E lui mi ha detto: scusami,
Cioè, sei il politico più votato del Veneto e l'hai fatto con la lista Lega, che ha fatto 1/3 della lista Zaia. Hai dato la vita a questo partito. Di fronte a questo, insomma, cioè, stanno qua a vedere se, ma sì, ma mandali a... A Roberto Marcato non serve finire la frase per farsi intendere. Ospite del direttore Luigi Bacciali a Focus TG, il bulldog del Carroccio riporta un aneddoto privato dall'indubbia valenza politica nel momento in cui i partiti stanno decidendo la strategia in vista delle europee. Una settimana fa, sempre dai nostri studi, l'amministratore più votato della Lega, Zaia escluso, aveva rivelato di non aver ricevuto alcuna chiamata dai vertici regionali, silenzio proseguito anche negli ultimi 7 giorni. Un chiaro segno di disinteresse vissuto con amarezza e stupore. Ma devo stare qua a convincere qualcuno del mio valore? Cioè, il mio valore è stato certificato dall'affetto dei veneti. Cioè, di cosa stiamo parlando? Devo stare qua a telefonare per dire: scusa partito, mi vuoi bene, ti piaccio? Secondo te essere l'uomo più votato di tutto il Veneto, secondo te essere uno dei più conosciuti di tutto il Veneto è sufficiente? Devo cambiarmi il taglio dei capelli? Cosa devo fare? Questa frase che mi ha dato mio fratello per me è stata per cui basta, amen, insomma, dai. Ma lo sfogo raggiunge il clou dopo aver sentito le parole del vice segretario leghista Riccardo Barbisan, ospite lunedì sera a Ring. Sono stato abituato così nella Lega, non ci sono principi e principini che si possono mettere in attesa di una chiamata. Siamo tutti militanti e se non ti chiamano chiami tu. Per l'Europeo basta, cioè, vuol dire, il partito si è espresso anche l'altra sera attraverso il vice segretario, principi, principini. Cioè, abbiamo il rispetto delle persone. Allora, basta, adesso chiuso, non è che stiamo qua. Ecco, perché Barbisan incarna il ruolo di vice segretario. Parla per il partito. Partito che però Marcato dice di non voler lasciare. La Lega resta la mia casa, dice a Baccialli, chiudendo però con una stoccata. Ma guardi, sono molto sereno. Quando hai il consenso dalla tua parte, non devi preoccuparti, insomma, ecco. Si deve preoccupare chi il consenso non ce l'ha. E si mette male per il terzo mandato, almeno alti e bassi, si passa da previsioni favorevoli alla concessione del terzo mandato a quelle negative. Vediamo il titolo del Corriere della Sera: il braccio di ferro tra la Lega e Fratelli d'Italia per Zaia, e non solo, perché ci sono gli altri governatori del Partito Democratico che vorrebbero il terzo mandato. Il Carroccio vuole togliere il tetto a 2 mandati per salvare il governatore. Il partito di Meloni vuole contare di più e chiede il ricambio. Di questo tenore sono state le dichiarazioni ieri sia di Luca De Carlo, il senatore di Fratelli d'Italia, e anche dello stesso ministro degli esteri di Forza Italia, Antonio Tajani. Intanto a Roma il segretario veneto della Lega, l'onorevole Alberto Stefani, esulta assieme al ministro Roberto Calderoli. Il DDL sull'autonomia differenziata è stato infatti incardinato in Commissione Affari Costituzionali alla Camera dopo essere già stato approvato in Senato. Si va avanti con una battaglia storica della Lega, dice Alberto Stefani, che è presidente della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale e che sarà anche relatore del provvedimento. Fumata nera anche per quanto riguarda la riunione dei segretari regionali del centrodestra in vista delle amministrative. Non è stato trovato un accordo per ora, e tutto questo si riflette anche su una difficile situazione a Bassano del Grappa. Sentiamo. Ancora niente da fare. La mossa del centrodestra per definire il candidato sindaco di Bassano si fa attendere, proprio come in una partita a scacchi. Ieri sera la riunione romana dei vertici di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia non ha dato nessuna indicazione definitiva. La novità di giornata, dunque, è che non ci sono novità, nel senso che dal tavolo si sono alzati rimandando la decisione ai prossimi giorni. Il problema è che, nonostante le rassicuranti dichiarazioni di unità di intenti e di buoni rapporti tra le parti, lo strappo tra Lega
e il duo Fratelli d'Italia-Forza Italia è ancora possibile, anche se nessuno o quasi lo vuole. Riepiloghiamo. Il candidato Lega è e resta Nicola Finco, con la Lega di Bassano compatta sul suo nome. All'interno di Fratelli d'Italia c'è invece chi insiste per Stefano Giunta e chi vorrebbe Andrea Zonta. Il risultato è che il tempo passa e il momento delle scelte deve arrivare presto, perché si deve imbastire una campagna elettorale, perché serve formare una squadra, un programma e perché serve anche dare una risposta alla sindaca uscente, Elena Pavan, ancora in attesa di una comunicazione e di poter, come si dice, creare una sua lista civica. Domani sarà un'altra giornata interlocutoria. Per la fumata bianca serve ritrovare compattezza. Allora, in attesa di collegarci nuovamente con Padova, dove è in corso un'imponente manifestazione degli agricoltori allo Stadio Uganeo, restiamo con Italo Morao, Renato Capoia in regia, restiamo a Bassano e vediamo la politica, ancora la politica, le amministrative 2024, a scendere in campo c'è anche la lista civica, è il momento. Sentiamo Sharon Di Carlo. Scendiamo in campo per dare una risposta concreta alle volontà dei cittadini e all'ascolto dei quartieri e di tutta la popolazione. Sempre più affollata la corsa per le prossime amministrative di giugno, che punta dritto a via Giacomo Matteotti. A scendere in campo anche la lista civica è il momento, un progetto che nasce da esperienze pregresse di cittadini impegnati nell'associazionismo bassanese da anni. Questo progetto nasce dall'insieme di varie idee, di varie persone durante gli anni che si sono incontrate nelle varie esperienze, sia a livello civico che anche a livello lavorativo. Vogliamo dare un'idea di città che arrivi proprio dai cittadini, dalle nostre esperienze private, che si concretizzi in diversi settori e che quindi dia una risposta a quello che i cittadini vogliono dalla propria città. Dare risposte ai cittadini, questo è l'obiettivo della lista civica al momento, che in futuro non esclude possibili alleanze. Noi siamo nel mese di febbraio, per noi il mese di febbraio è il mese dell'ascolto, quindi stiamo ascoltando sia i cittadini, inizieremo proprio da sabato nei quartieri, ma stiamo ascoltando anche le varie parti politiche, delle liste civiche, dai candidati ufficiali a quelli ufficiosi, e quindi siamo proprio in un momento di ascolto dove stiamo creando la nostra idea per capire chi può appoggiare in maniera concreta i nostri progetti. Più di 600 trattori allo Stadio Uganeo di Padova, grande manifestazione degli agricoltori. Sentiamo di nuovo in diretta Valentina Visentin. Ecco direttore, volevamo farvi vedere le immagini dell'arrivo di questo convoglio di trattori, un convoglio che è iniziato, pensate, già da più di 15 minuti e ancora prosegue. Questo è per darvi la mole di trattori che stanno arrivando, oltre 250, questo è l'ultimo arrivo, gli arrivi erano iniziati questa mattina alle 8:30, questo è l'ultimo convoglio che arriva dalla parte sud della regione, da Rovigo in particolare, ma anche da Piacenza e da Mantova. È stato un viaggio molto lungo, ma sono veramente delle immagini impressionanti, questo biscione che qui arriva allo Stadio Uganeo ma che si vede ancora lungo la tangenziale. Qui con me c'è un agricoltore di Rovigo, Occhiobello. Sì. È stato un viaggio lungo, ma volevate essere qui perché? Certo, siamo qui per manifestare perché siamo arrivati ai minimi storici con l'agricoltura. I politici e il mondo che dovrebbe essere quello che ci amministra non lo sta facendo, quindi dobbiamo venire in prima persona a cercare di difenderci e soprattutto fare capire che queste sono problematiche che finora sono passate inosservate. Si dà sempre colpa all'Europa, d'accordo che le politiche europee sono politiche che ci danno dei problemi, ma dobbiamo gestirli anche dal punto di vista nazionale. È stato un viaggio lungo, quanto ci avete messo? Noi siamo partiti stamattina alle 6. Siamo partiti stamattina alle 6, abbiamo fatto la prima tappa in provincia di Rovigo, poi siamo trovati a Monselice dove la polizia ci ha scortato fino qui all'Euganeo. Avete trovato anche il consenso della gente? Abbiamo trovato molto consenso dalla gente e soprattutto è stato il momento più bello perché abbiamo capito che tanta gente è con noi e quindi abbiamo un minimo di soddisfazione perché è rimasta quella. Grazie a lei, arrivederci. Direttore, più delle parole parlano le immagini per farvi vedere questa manifestazione che nonostante non sia passata nel centro della città in Prato della Valle abbia comunque attratto tanti agricoltori anche da fuori regione e con questi numeri così importanti era impossibile farli arrivare in centro città, ma insomma vedete quanto è stata alta l'adesione.
con le immagini di Andrea Venetti io vi saluto e restituisco la linea allo studio. Grazie molte, davvero una protesta rumorosissima e partecipatissima, quindi anche stasera vi daremo altri particolari. Andiamo avanti con le bollette pazze. Sono giorni campali per diverse famiglie della Marca che si sono viste recapitare fatture shock anche oltre i 3.000 euro. Intanto i carabinieri hanno sventato una maxi truffa, 17 persone denunciate per associazione a delinquere. Vediamo il servizio di Cristian Arboi. Noi abbiamo sia su Treviso che su Belluno, al momento sono circa 15 casi di bollette di gas per 3.400 euro, 1.915 euro, 1.820 euro, 3.915 euro. Queste bollette si riferiscono alle mensilità di novembre e dicembre. Ho appena finito una telefonata con una persona, o sceglie di mangiare o sceglie di pagare queste bollette. È il dilemma che sempre più famiglie si stanno ponendo in questi giorni, man mano che arrivano le bollette del gas relative all'autunno, importi in alcuni casi quintuplicati, e questo per un motivo preciso: la possibilità da parte delle aziende fornitrici di operare modifiche unilaterali con una semplice comunicazione. Nel 2022 il governo Draghi era intervenuto con una clausola di salvaguardia, ma ora gli effetti sono finiti e cominciano a vedersi i risultati. A me ricorda questa cosa il caso delle bollette pazze degli anni 90, sulle quali venne fatto un intervento. Oggi come allora la richiesta è quella di un tavolo nazionale con l'appello ai consumatori a farsi avanti per reclami collettivi. L'impressione è che si sia soltanto all'inizio. Sono i primi casi che io ho raccolto questa settimana. Il mio problema riguardano le bollette della prossima mensilità. Per dirle, ho appena messo sul telefono con una persona la quale mi ha detto: sì, guardi, io ho ricevuto questa bolletta. Io ho detto: ma lei ha ricevuto per caso una lettera con la quale le venivano annunciate le variazioni contrattuali? Sì, mi fa, ma io in quel momento ero in rianimazione. Ma il caro bolletta esploso nel 2022 ha avuto altri effetti, ovvero il boom delle truffe, come dimostra l'operazione dei carabinieri di Rese Pio X, che dopo la segnalazione di un cittadino di Loria hanno scoperchiato un vaso di Pandora, arrivando a denunciare 17 persone residenti nel napoletano per associazioni a delinquere, sostituzione di persona, uso di atto falso e truffa. La ditta redigeva contratti luce, gas, fasulli anche a nome di persone decedute. Il consiglio resta quello di rivolgersi soprattutto agli sportelli fisici, non solo. Al telefono mai dare il POD o il PDR, perché sono ancora più identificativi rispetto al codice fiscale, perché con questi codici si possono creare contratti fasulli. Andiamo in pubblicità, 2 minuti e poi riprendiamo con altra cronaca, altri fatti, altri collegamenti dalle nostre province. A tra poco. Noi in diretta con Focus TG, i mitici Pooh hanno annunciato concerti che si svolgeranno in Veneto, tra questi quello in piazza San Marco. In esclusiva per noi un saluto da Red Canzian e dai suoi amici, proprio espressamente per Rete Veneta. Sentiamo. Allora, finalmente il 5 e 6 di luglio saremo a suonare in piazza San Marco. Che cosa posso dirvi? Io da Veneto sono estremamente felice e orgoglioso che questo accada. Piazza San Marco è la piazza più bella del mondo, non c'è un'altra piazza così prestigiosa. Suonare lì sarà veramente una grande emozione. Ma andavo a Venezia con mia madre, ero bambino e non avrei mai immaginato di andare a fare un concerto in un posto così bello. Sarà veramente molto emozionante per me come per tutti noi. No, c'era ancora, mi pare, o era già finito? Adesso mi hai ricordato il 50 anni di matrimonio. Ma che bello! No, sarà da piangere. Allora, piazza San Marco, anche noi vedremo la basilica mentre suoniamo. Vi aspettiamo. Grazie a Recanzian, a tutti i Pooh, una band straordinaria che continua a suonare, fortunatamente ad esibirsi in questi concerti in Piazza San Marco, e poi ci sarà anche un concerto a Marostica, per cui
li seguiremo da vicino. Adesso andiamo a Pieve di Soligo dall'assessore alla cultura di Pieve, Luisa Cigagna. Buongiorno Assessore. Buongiorno Direttore, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, il 17 febbraio festa dei gatti, perché sì, c'è anche la festa dei gatti, e in questa occasione una mostra fotografica sui Cats in Venice, i gatti di Venezia, una mostra fotografica di Marianna Zampieri. Di cosa si tratta? Ci sarà anche un incontro con questa fotografa? Sì, certo, mi riallaccio appunto alla magia di Venezia, come abbiamo potuto sentire dall'intervento appunto dei Pooh prima. Venezia è una città magica e fin dalle origini i gatti sono stati considerati animali di pubblica utilità perché aiutavano a combattere i ratti, e non soltanto appunto durante le epidemie di peste, ma anche proprio per la gestione del traffico mercantile. Dal XII secolo negli equipaggi delle navi i gatti erano registrati come i marinai, come appunto il carico, e questo perché aiutavano a tutelare appunto il trasporto delle derrate alimentari e delle spezie preziosissime. Addirittura Francesco Morosini, che è stato doge e 4 volte capitano da mar, quindi la massima autorità navale di Venezia, non si separò mai dalla sua amatissima gatta Nini, tanto da farla imbalsamare con un ratto tra le zampe, e noi la possiamo vedere ancora oggi all'interno appunto di una teca nel Museo di Storia Naturale di Venezia. Marianna Zampieri ha fatto un lavoro di ricerca in 3 anni, andando a fare la turista come molti di noi a Venezia e incuriosendosi di questi abitanti speciali, sornioni, sfrontati, curiosi, dinoccolati, e ci offre con le sue fotografie uno spaccato della città davvero unico e straordinario, scherzoso, curioso. Fotografando i gatti ha raccolto anche le biografie di questi abitanti particolari di Venezia, e quindi sabato ci sarà un racconto per immagini e per gattobiografie, diciamo, su questi appunto particolari veneziani. E quindi una mostra scherzosa, divertente, che vuole celebrare un animale d'affezione, ma anche e soprattutto una città meravigliosa come Venezia. Ecco, Assessore, grande successo per le iniziative su Totti dal Monte, quindi il Comune di Pieve di Soligo punta su eventi e su mostre, come su rievocazioni di personaggi anche molto cari al Veneto, illustri personaggi della cultura e della musica in questo caso. Allora, noi adesso andremo con la pubblicazione degli atti di quel convegno molto importante che c'è stato a Pieve di Soligo, dedicato appunto a Toti Dal Monte, dove abbiamo potuto esplorare tanti aspetti della personalità di questa donna straordinaria che è stata Toti Dal Monte, non soltanto per la lirica, ma anche per la promozione del territorio dal punto di vista turistico. Quest'anno devo dire che festeggiamo un'altra ricorrenza importante, il 50° della morte di Marta Sammartini, che è stata una delle scultrici donne del Novecento, morta nel 1904, e lei appunto ha partecipato a diverse biennali, ha scolpito moltissime opere, un po' in diverse collezioni private, ma anche alla Fondazione Bevilacqua La Masa, e ha affrescato il Duomo di Soligo, e noi custodiamo alcune delle sue sculture in biblioteca e in municipio, e quindi ci sarà modo per la figura femminile di Pieve di Soligo, che ha appunto un po' questa caratteristica di avere avuto la presenza del genio femminile dal punto di vista artistico, con 3 grandissime personalità come Toti Dal Monte, Marta Sammartini ed Emilia Salvioni. Ecco, Assessore, tornando a Cats in Venice, fino a quando sarà aperta la mostra? In biblioteca Battistella Moccia di Pieve di Soligo. Benissimo, grazie molte all'assessore alla cultura del Comune di Pieve di Soligo, Luisa Cigagna. Grazie Assessore, grazie molte. E domenica prossima la festa della traslazione delle reliquie del Santo, e siamo a Padova ovviamente, che i fedeli conoscono come festa della lingua. Nel 2023 in Basilica sono passati
pensate 900.000 fedeli, 1.000 i pellegrinaggi organizzati da 49 paesi del mondo per Sant'Antonio. 903.357 passaggi registrati alla Cappella delle Reliquie, 1.023 pellegrinaggi da 49 paesi del mondo. La Basilica di Sant'Antonio resta uno dei cuori pulsanti della fede e della devozione, con persone che da tutta la terra si affidano al santo. Innamorato del Signore, ma è stanco di predicare in favore dei poveri, il suo messaggio semplice attira pellegrini con numeri che stanno man mano tornando ai livelli del periodo pre-pandemia, che entrano con fiducia nella Basilica, affidando la loro vita, le loro angosce, i loro grazie. Guardando i pellegrinaggi organizzati, quasi 8.000 persone arrivano dall'Italia, ma crescono i devoti stranieri. I più numerosi restano i polacchi, seguiti da Francia, Croazia e Stati Uniti, e per la prima volta tra i primi 5 l'Ungheria. Devoti che arrivano dai 5 continenti e da zone calde di guerra come Ucraina, Iraq, Israele e Nigeria. Il gruppo più piccolo di pellegrini è arrivato dal Costa Rica. Tra i pellegrini nel 2023 anche il principe Alberto II di Monaco. I giorni di massima affluenza, oltre al 13 giugno, giorno di Sant'Antonio, che Rete Veneta, emittente del network Media Nord-Est, ha trasmesso in diretta, il 1 maggio, festa dei lavoratori, e il giorno di Santo Stefano, il 26 dicembre. Una comunità che si arricchisce anche di presenze virtuali. Il portale sant'antonio.org nel 2023 ha registrato più di 2 milioni di visite. È stata presentata a Venezia la nuova stagione crocieristica che prenderà il via il 24 marzo. I passeggeri previsti sono 540.000, in aumento rispetto all'anno scorso, e da agosto sarà operativo anche il terminal di Fusina. Sentiamo Filippo Fois. Gli accosti che avremo nel 2024 saranno esattamente gli stessi del 2023. Abbiamo comunque un incremento del numero di passeggeri che salirà a 540.000, quindi un 9% in più rispetto all'anno scorso, e anche in termini di call, quindi di toccate, che saliranno a 246. I numeri della crocieristica a Venezia sono in crescita. La stagione si aprirà ufficialmente il 24 marzo e avrà tra i suoi appuntamenti più importanti l'entrata in funzione ad agosto del nuovo terminal di Fusina, 3.000 metri quadri di superficie per un investimento di 5 milioni di euro, in grado di assicurare la gestione contemporanea di 2 navi in modalità home port e la movimentazione di 400 passeggeri all'ora. Questo consentirà ovviamente di rendere più agevole, più efficace, soprattutto l'arrivo delle navi extralusso qui a Venezia, che è un business che a noi interessa moltissimo, proprio per qualificare anche maggiormente la nostra città. Fusina chiaramente è situata in una zona, è collocata in una zona chiaramente più vicina all'uscita della bocca di Malamocco. Crediamo che possa essere sicuramente un volano importante per contemperare queste esigenze sia del commerciale che del turistico. L'entrata in vigore del decreto Draghi, che ha tolto le grandi navi dal bacino di San Marco, fa sì che il 2021 venga indicato come l'anno zero, il momento nel quale il settore ha dovuto riorganizzarsi. Noi abbiamo come intercettato un andamento globale delle crociere, cioè un'attenzione più al green, quindi crociere più sostenibili, anche crociere in un certo senso più piccole, più sostenibili. Soprattutto abbiamo sostenuto il mercato dell'home port, ovvero i turisti che riescono a stare qua più giorni, riescono a visitare la città più giorni. L'obiettivo che ci siamo dati come amministrazione è quello di cercare di far vivere un'esperienza anche diversa di più giorni ai turisti. Abbiamo appena visto le immagini della imponente manifestazione in diretta a Padova, allo stadio Euganeo degli agricoltori, con 600 trattori, e continuiamo a parlare di agricoltura con il titolare della rubrica Agricoltura, Lucio Zanato, che si trova a Chioggia, perché qui non ci sono proteste in corso, ma la tradizione e l'agricoltura che affonda le sue radici nel passato. A te, Lucio. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Ti faccio una domanda: ti piace la sarda in saore, il fegato alla veneziana o i bigoli in salsa? Ne vado ghiotto, non saprei come fare questa classifica. Mi piacciono molto, sarda in saor forse in particolare. Ecco, allora
Esatto, tu devi sapere che questi 3 piatti hanno in comune la cipolla e si chiama la cipolla musona. Sono con Andrea Ghedina e Luca Bertaggia, che sono 2 ricercatori, soprattutto sono 2 genetisti, 2 ex studenti di Agripolis, quindi Università di Padova. Però la prima domanda è: perché si chiama cipolla musona? Si narra che derivi dalla parola muso, perché nella parte basale è leggermente allungata e quindi pare che appunto il nome derivi dalla sua forma di fatto. Ecco, ed è importante perché è la cipolla che veniva, diciamo, coltivata qua dai marinanti, vero? Perché direttore, ci sono i marinanti e i pescatori qua a Chioggia. Allora, Luca, raccontaci un po' questa storia e soprattutto perché è importante per questi piatti che abbiamo accennato. Allora, è un prodotto della tradizione, diciamo, è una cipolla che veniva coltivata negli areali veneziani al tempo della Repubblica Serenissima proprio per produrre questi piatti che hai citato e che sono piatti importanti per la tradizione veneta e veneziana. Questa cipolla era utilizzata perché è molto dolce e aveva un gusto delicato per questi piatti. La sua sfortuna è stata quella di essere un po' accantonata dal mercato per le sue caratteristiche di scarsa conservabilità, ma il nostro obiettivo è proprio quello di recuperarla e portarla a una nuova luce, ritornando ad avere quel gusto che era della tradizione e riportandolo nelle tavole di oggi. Ecco, esatto, perché il loro lavoro di questi 2 ragazzi giovani è quello di sostanzialmente riscoprire le antiche varietà orticole della nostra cultura, la cultura veneta e non solo, e poi riproporle migliorate geneticamente, non OGM, attenzione, ma miglioramento genetico. E allora, direttore, ti faccio vedere questa che invece è la verza marinante, giusto? Marinata? Marinanta, ecco, giusto per dire, ed è particolare perché? Beh, è particolare perché la sua tessitura è particolarmente burrosa o setosa, che dir si voglia, e quindi ben si adatta a preparazioni culinarie di alto livello. Quindi è molto buona, però ha avuto una sfortuna. Sì, come potete vedere la dimensione è importante e questo poco ben si adatta al mercato moderno, alla dimensione delle famiglie d'oggigiorno. Quindi noi abbiamo, abdicato per le dimensioni e per la bellezza a fronte del sapore, mi pare di capire, e questo vale per tanti altri prodotti. E allora voi cosa fate? Allora noi con una fase di studio iniziale ricerchiamo questi ortaggi antichi da chi è riuscito a riportarli ai giorni nostri. Insomma, andate dai contadini, andate lì e gli dite: hai un po' di questa semente vecchia che tu in questo momento... Li corrompiamo, riusciamo a farci dare o delle piantine o del seme, nella migliore delle ipotesi, li portiamo qua presso la nostra stazione sperimentale, le coltiviamo, le selezioniamo, le miglioriamo e produciamo del seme di qualità. Ecco, il miglioramento genetico che voi fate anche in laboratorio, in la Vertical Farm che faremo vedere nella puntata di Agricoltura Veneta, riesce a fare anche risparmio e adattamento climatico? Sì, senza dubbio. Con la Vertical Farming si potrebbe produrre ortaggi al Polo Nord come nel deserto, in ogni caso con un risparmio idrico di almeno il 90%. Ecco, però direttore, pensa che loro hanno riscoperto queste varietà, non vendono ortaggi ma vendono piantine vivaisti che le apprezzano proprio perché sono delle piante molto, come dire, saporite e che quindi hanno e avranno un mercato, ma addirittura hanno avuto la visita degli chef, perché non appena ad esempio hanno riscoperto questa pianta, cosa è successo per una nota chef della zona del veneziano? Diciamo che appena vengono consumati questi prodotti balzano subito all'occhio, anche alla lingua, perché vengono gustati e se ne riscopre quelle che sono le caratteristiche organolettiche importanti, e quindi questa chef, una volta che ha provato questa tipologia di verza, ha voluto avere del prodotto da parte nostra che abbiamo in campo grazie ai nostri campi vetrina, ai campi sperimentali in cui siamo e in cui coltiviamo per monitorare le nostre varietà, e quindi abbiamo fornito questa verza a questa chef che l'ha declinata in una nuova preparazione moderna. Insomma, diciamo che dal passato non solo arriva il presente di un gusto che viene ritrovato, ma anche il futuro, perché si può risparmiare acqua, si può avere varietà più resistenti e quindi anche più resistenti alle malattie, quindi con meno trattamenti. E questa è la storia che racconteremo nella prossima puntata di Agricoltura Veneta. A te, direttore. Grazie Lucio, grazie, complimenti ai tuoi ospiti. Adesso parliamo di cinema, di una grande
manifestazione che esalta il valore dei corti, cortinametraggio, che si svolgerà con questa nuova edizione dal 12 al 17 marzo a Cortina d'Ampezzo, la Perla dei Dolomiti, e con noi è collegata Maddalena Maineri. Buongiorno Maineri, buongiorno. Buongiorno a lei direttore, ma anche posso dire buongiorno Presidente, perché per me è sia Presidente della Film Commission che come direttore invece della testata giornalistica. Buongiorno a voi e grazie soprattutto per lo spazio che ci potete dare per promuovere questo evento che per me è proprio, ce l'ho nel cuore veramente. È vero, una grande passione, un grande lavoro, tanti sacrifici. A che edizione è arrivata Cortina Metraggio? Reale è del 1997, però la reale manifestazione è la 19ª, perché avevamo dovuto interrompere per qualche anno. Quindi sono 19 edizioni, ma tanti anni nel mondo del corto e una crescita veramente esponenziale, soprattutto nel vedere questi corti e questi registi che crescono da registi in erba a diventare dei grandi registi italiani, perché noi puntiamo sul cinema italiano. Ecco, per chi non conoscesse Cortinametraggio, raccontiamo un po' la storia e che cosa rappresenta oggi, come si articolano poi queste giornate. Allora, Cortinametraggio si svolgerà a Cortina dal 12 al 17 marzo, è una manifestazione dedicata prettamente al cinema italiano, ma da quest'anno abbiamo aperto una piccolissima sezione anche per il cinema proveniente dalla USA, dall'America. Tra l'altro qua con me c'è Leo Gira che farà un attimo un'improvvisata, è uno dei giurati principali della sezione americana. E quindi il cortinametraggio è la ricerca dei nuovi talenti e l'aiutare i giovani. Le serate si svolgeranno tutte le serate all'Alexander Girardior di Cortina d'Ampezzo a partire dalle ore 19, ci tengo a sottolineare, con ovviamente ingresso totalmente e completamente gratuito. Quindi noi regaliamo e omaggiamo la cultura, perché per me è una cosa molto importante. La cultura fa di noi la nostra salute, e il cinema in particolare, perché ci fa passare delle ore di serenità, e stare dentro una sala cinematografica è una delle cose più belle per vedere i capolavori italiani. E insieme a voi spero di poter trovare il nuovo simbolo del cinema italiano, come è stato Paolo Genovese, che quest'anno celebrerà i 25 anni del suo corto, che nel 99 ha vinto l'edizione di Cortinametraggio con Piccole cose di valore non quantificabile, e da lì è partita la sua carriera di uno dei registi più importanti che abbiamo in Italia, e verrà celebrato il venerdì sera, proprio il 15 marzo avremo Paolo con il cast del corto. Quindi è un credo, è un voler veramente vedere nascere questi registi e dare a loro, soprattutto quest'anno, tante opportunità di conoscenze e di opportunità di crescita. Leo infatti è uno di loro, perché Leo lavora nel mondo della musica, quindi assegnerà anche un premio speciale alla colonna sonora per quanto riguarda i corti americani, ma anche per lui sarà un'esperienza di crescita e di confronto con chi il cinema lo fa da tanti anni, e potrà confrontarsi nel giudicare i corti, e questa è le possibilità che noi diamo ai ragazzi. Leo oggi era molto preoccupato, anche perché mi diceva: ma come dovrò giudicare i corti? Ho detto: guarda, non ti preoccupare, il cortometraggio è una cosa che ti entra nel cuore, e come sono entrati a me molti dei cortometraggi passati da noi, e quindi per lui sarà un lavoro difficile, si dovrà confrontare con dei giurati importanti, parliamo di David Warren, parliamo di Danny Lammo, che è uno dei più grandi tutor dell'Actor Studio, e poi ci sarà anche Enzo Dalò, che è il regista del Gabbianella e il Gatto, che è uno dei grandi registi di animazione. Quindi per noi è vedere crescere nuovi talenti e aiutarli a crescere. Spero di non essere stata troppo lunga. No, benissimo, grazie a Maddalena Maineri, che ha fondato Cortinametraggio ormai diversi anni fa, quindi è diventata una realtà importante per il cinema e anche proprio una scuola, una formazione per attori, registi, davvero un volano del cinema nel Veneto. Grazie molte
Grazie molte Maddalena, a presto, buon lavoro. Buon lavoro. Posso aggiungere una cosa solo, sì. Che da oggi sappiamo che il comune di Belluno è diventato patrocinante del festival e verrà assegnata una targa a un regista direttamente dal comune di Belluno, e questo con magari l'auspicio di poter girare un corto o qualcosa nel territorio di Belluno, quindi è aiutare molto anche i registi veneti. Benissimo, grazie molte, complimenti, a presto, buon lavoro. Grazie. Buon lavoro. Allora andiamo in pubblicità e poi rientriamo per la chiusura di Focus TG. Violenza giovanile, ne parliamo tutti i giorni, una notizia pubblicata poco fa dalla Nuova Venezia. A Jesolo un ragazzo ha picchiato i genitori perché voleva i soldi per la droga, è stato arrestato, quindi violenza domestica nei confronti del padre, della madre e anche della sorella. Ieri la presentazione della nuova stazione di Mestre con il presidente Zaia e il sindaco di Venezia Luigi Brugnano. Vediamo. Ecco il volto della nuova stazione di Mestre nella sintesi delle immagini del nuovo progetto da 100 milioni di euro per i previsti 5 anni di lavori, con l'avvio dei cantieri previsti tra fine 2024 e inizio 2025, così da Ferrovie Italiane. Abbiamo la gara per i lavori che bandiremo per marzo, a settembre aggiudicheremo le prestazioni, subito la progettazione e subito dopo l'avvio del cantiere, che contiamo di far partire a ridosso dell'avvio dell'anno nuovo. La presentazione con tanto di plastico, con la previsione di un aumento del più 35% di passeggeri entro il 2030 rispetto agli attuali 15 milioni l'anno per i 600 convogli al giorno, dati per i quali la stazione di Mestre si pone tra le prime 10 grandi stazioni d'Italia. Tante le novità che trasformeranno lo scalo ferroviario mestrino in un nuovo hub di riconnessione urbana che unirà Mestre a Marghera con un doppio accesso. Attraverso delle opere che garantiscono la connessione fra le due parti oggi separate dalla ferrovia, parliamo di Mestre e di Marghera, quindi un'opera di scavalco, la completa sostituzione anche del fabbricato viaggiatori, cioè il fabbricato di stazioni. L'attuale fabbricato sarà sostituito da uno più nuovo e moderno, previsto l'innalzamento del marciapiede del binario d'altezza 55 cm, quindi piste ciclabili pedonali sopraelevate con tanto di passeggiata boulevard tra il verde, una terrazza panoramica e un centro commerciale, il tutto attraverso un design privo di barriere architettoniche, garantisce Ferrovie Italiane. Quando ci sono cantieri ovviamente si possono sempre essere disagi, l'attenzione è minimizzare questo e ovviamente faremo di tutto per consentire che tutta questa fase di lavorazione importante veda la minimizzazione dei problemi. È davvero un'opera molto importante, 100 milioni di euro, poi ci sarà la bretella che collegherà Mestre e Venezia all'aeroporto Marco Polo. È tutto per oggi, grazie molte ai nostri registi Italo Morao e Renato Capoia. Stasera di nuovo a Focus alle 21:15 parleremo della grande attualità e in particolare dei travagli della politica in vista delle europee e delle amministrative del 9 giugno. Grazie, buona giornata, arrivederci.